Buonasera a tutti, grazie per il seguito che ogni settimana da più di 15 anni ci riservate. Noi siamo a Trieste, io e Chiara Miscoria, siamo in via della Geppa numero 2 e siamo nella sede ANA degli Alpini di Trieste. Ci eravamo incrociati qualche tempo fa a Udine Sud e siccome c'è un evento da celebrare, perché questi ragazzi celebrano a breve festeggiano i loro 100 anni. Presidente, allora intanto che anniversario è? Sono 100 anni dalla fondazione della sezione ANA di Trieste intitolata Guido Corsi. Il 26 gennaio di 100 anni fa, presso l'associazione del CAI della sezione alpina delle Giulie, è stata fondata la nostra sezione. Quest'anno abbiamo diverse attività culturali, sportive, canore con il nostro coro, così, dove diamo risalto alla città per far vedere qual è stata la nostra presenza a Trieste. Allora rimanete comodi perché coi triestini, anche se il sindaco che è alla mia destra è il sindaco, per quante volte sei stato? La quarta questa? Sono la quarta volta a Trieste, in effetti sono la quinta volta perché una volta ero a Muggia. Però così per Record italiano. Record italiano, ma dobbiamo ribadire che il buon di piazza, le origini dove portano? Io sono nato ad Aiello del Friuli, dove è nato Berzot, che è quello che vi ha fatto vincere nell'82 il campionato del mondo di calcio. Di Piazza, quello che vi ha fatto, non c'è, anche lui ha vinto, anche il buon di Piazza. Ma il sindaco di Trieste dove ha fatto il servizio? Dove ha svolto il servizio di leva? Io ero dei lagunari a Villa Vicentina, ma in effetti poco a Villa Vicentina perché eravamo sempre al Lido di Venezia e dopo naturalmente, siccome eravamo battaglioni operativi, eravamo sempre in giro dappertutto, si facevano gli sbarchi a Cavio con gli americani, insomma sono stati 14 mesi. Io sono stato il primo che ho portato la diagonale, il primo 73, prima avevano il giubbotto, ti ricordi? No, tu sei giovane, ma io sono nato nel gli 73. alpini si ricordano il giubbotto. Io sono stato il primo che ho messo al primo 73 la diagonale, quella che ancora adesso viene usata dalle truppe. Ecco, sindaco, lo Scrigno è una trasmissione che parla di tradizioni popolari, di cultura regionale. C'è stata la polemica che l'ha coinvolta. Possiamo spiegare cosa è successo e come la chiudiamo definitivamente? No, io non la chiudo, la tengo aperta perché fino a quando non daremo alle forze dell'ordine la possibilità di regolare il tutto, fin quando non diremo a chi arriva da altri paesi con una cultura diversa che devono adeguarsi alle nostre leggi, che le forze dell'ordine possono usare il manganello, che possono usare le manette, che possono fare, come posso dire, che possono attivare le leggi. Fino a quando non faremo questo, guardate che il Paese, vedete ogni giorno succedono delle cose, l'altro giorno sono successe su un treno mi sembra eccetera, e poi andiamo ad attaccare gli alpini che sono l'immagine del nostro paese, come dicevo prima, dei nostri valori, e abbiamo attaccato gli alpini, ma siamo matti. Quindi la teniamo aperta? Io la tengo aperta, io voglio regole in questo paese, chi sbaglia deve pagare, sono stanco di vedere alla sera gente ubriaca, gente che orina dappertutto, gente che noi non siamo abituati a questo, noi abbiamo un'altra educazione, scusatemi che mi permetto, noi abbiamo un'altra educazione, io ho 69 anni, sulla mia fedina penale c'è scritto ancora nulla e ho fatto 20 anni il sindaco. Mattarella mi ha detto che è una cosa molto interessante da spiegare ai giovani. Riguardo agli apprezzamenti alle ragazze che passano. Beh, guardi, se io non posso fare ancora un apprezzamento a una bella ragazza, il più bel regalo che ci ha fatto il buon Dio sono le donne, no? Allora dico, quando passa una bella ragazza potrò dire che bella ragazza. Difatti tutte le donne mi hanno detto che hanno apprezzato questo gesto, perché quando dici che bella questa signora, anche lei sorride, vedi? Perché è una bella ragazza, perché non glielo devo dire. Guardando questi crest, questi simboli, quell'oggetto che di fatto introduce quando gli alpini triestini sfilano, che pensieri fa? Ma guardi, sono le emozioni. Ieri c'era la festa dell'Arma dei Carabinieri, 208 anni, prima a San Giusto e dopo a Udine. Sono dei momenti importanti, abbiamo bisogno di questi momenti, abbiamo bisogno di credere nei nostri valori. Guai se perdiamo i nostri valori, guardate che il paese va in rovina se noi perdiamo i nostri valori e gli alpini rappresentano proprio la punta di diamante di questi valori. Senta, l'ultima adunata a Trieste nel 2004 ce l'ha ben impressa. Indimenticabile quando sono partito con gli ultimi
Con la delegazione di Trieste siamo scesi da Largo Barriera, fatto via Carducci, tutte le rive, la Maina bandiera in Piazza Unità, dei momenti indimenticabili. I 50 anni era il 2004, i 50 anni del ritorno dell'Italia a Trieste. Il prossimo anno si sfila a Udine, che consigli si sente di dare ai suoi colleghi, al collega Fontanini e non solo? Chiederò di aprire, visto per come ho difeso gli alpini, chiederò di aprire la manifestazione, sfilerò col gonfalone di Trieste che è molto vicino agli alpini, vedremo se mi danno questo onore. Ma quanto bella è Trieste, sindaco? Beh, in questo momento la gente che arriva, e sapete che quest'anno arrivano 500.000 persone con le navi, mi dicono, i turisti, ma vi rendete conto dove vivete? Ma non solo a Trieste, ma penso ad Aquileia, penso al Friuli, penso a tutto quello che abbiamo attorno, Grado, ma pensate voi che regione straordinaria in un paese straordinario. Dobbiamo ritornare a essere orgogliosi di essere italiani. Senta, ci sono molti fondi, milioni di euro, ma ci sono anche tante idee. No, abbiamo milioni di euro e ieri ero veramente molto arrabbiato perché ho messo 3 scalette di discesa a mare a Barcola e hanno voluto la sismica. E allora c'è qualcosa che non quadra in questo paese, nel senso che la sismica va bene perché sappiamo cosa abbiamo fatto quando è successo il terremoto, ma non che metto 3 scalette a mare e devo aspettare un mese perché devo avere il permesso sulla sismica, anche no, perché cosa succederà? Che qui a Trieste o forse al nord Italia riusciremo a spendere i PNRR, i fondi, ma da Firenze in giù non li spenderemo e gli europei ci diranno vi abbiamo dato i soldi, non li avete spesi, cosa volete da noi? Evviva la burocrazia. Maledetta la burocrazia. Sindaco, grazie per la sua presenza. Grazie a voi per la vostra presenza. Allora io ringrazio il sindaco Roberto Di Piazza che è sempre così gentile e presente con Telefriuli, ma e lei è il vice? Sì, grazie. Buonasera a tutti e un caro saluto ai telespettatori di Telefriuli naturalmente. Ecco, senta, questo è un museo. Ma diciamo che noi più che un museo siamo un luogo della memoria. In queste nostre stanze abbiamo investito dello spazio per conservare la memoria dei nostri avi, dei nostri alpini, che hanno, quelli appunto che abbiamo citato precedentemente, quelli che hanno fatto la nostra sezione, che hanno combattuto durante le guerre del Novecento e anche quelli che sono stati impegnati nelle missioni internazionali. Quando le famiglie hanno deciso di consegnarci i cimeli, abbiamo cercato in ogni modo di trovare degli spazi adeguati e protetti per onorare queste memorie e conservare la memoria futura, tra l'altro. Che percorso fa chi entra nella vostra sede? Beh, innanzitutto all'entrata, che poi magari andremo a vedere, c'è la scultura in ferro del mulo che rappresenta un po' il mezzo di locomozione che è stato utilizzato dalle truppe alpine nel Novecento, soprattutto durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. E visitando queste stanze ci sono delle vetrine dove sono conservate appunto le uniformi e i copricapi e le attrezzature degli alpini di Trieste che hanno utilizzato durante il servizio militare ma anche durante il periodo di guerra. Ecco, voi siete i custodi di queste tracce del passato. La nostra Chiara che cosa sta riprendendo in questo momento? Allora, la nostra Chiara sta riprendendo un reperto veramente importante perché è la mantella e lo Spencer del colonnello Tavoni. Il colonnello Tavoni è stato il comandante del Nono Alpini in Grecia, medaglia d'oro al valor militare, e abbiamo questo prezioso reperto che stiamo conservando nella nostra vetrina grazie alla concessione della famiglia. Vicino ci sono dei reperti della Seconda Guerra Mondiale, in mezzo c'è la giacca del nostro Egidio Furlan, che è stato il presidente storico della sezione di Trieste. Con questa uniforme lui ha combattuto in Grecia con il battaglione Vicenza. Accanto c'è sempre un uniforme da guerra di un ufficiale che si chiamava Cosolo, che era poi stato un ingegnere che è vissuto a Roma, e la famiglia ha voluto farla tornare a Trieste. Cosolo ha avuto una storia diversa,
e ha combattuto nella seconda guerra mondiale ed è stato anche nell'esercito di liberazione, per cui ha fatto anche, diciamo, ha prodotto una parte della resistenza. E abbiamo appunto i suoi ricordi, anche con i documenti che a parte ci ha dato la famiglia. E vediamo un momentino, qui ci sono tantissimi copricapi. Ecco, ogni copricapo qui presente è un uomo, è un nostro socio. E noi cerchiamo di conservare queste loro memorie, come dicevo, perché sembrano tutti uguali, ma ognuno di questi copricapi ha una storia. Ad esempio, ci tengo molto a sottolineare che dove in questo momento sta andando la signorina, che lì ci sono i copricapi dei fratelli Fondasavio. I fratelli Fondasavio erano i nipoti di Italo Svevo e sono ambedue dispersi sul fronte russo. Grazie e complimenti per la capacità espositiva, quindi avete capito, questo è solo l'antipasto di questa serata che passeremo qui nella sede degli Alpini di Trieste. Vedevo schierati anche il coordinatore della protezione civile dell'ANA, però credo che la nostra Miscoria mi abbia indicato che dobbiamo fermarci e quindi ripartiremo da De Angelis e quindi queste divise ci hanno nutrito più volte e ci hanno abituato alla loro presenza, soprattutto nel lungo periodo pandemico, quando queste persone sono andate incontro a coloro che non potevano uscire di casa. Quindi c'è una divisa, ma sotto quella divisa battono cuori importanti. Noi andiamo in pubblicità e poi vorrei chiedere al Presidente o al Vicepresidente chi era l'uomo a cui è intitolata questa sede. Seconda parte dello scrigno, siamo circondati piacevolmente dagli alpini. Mauro De Petroni, prima di andare come promesso da Ciro De Angelis, vorrei che mi illustrassi queste 4 locandine che introducono un evento. E che evento? Beh, allora innanzitutto qua rivediamo un momentino quello che era stato anticipato dal nostro vicepresidente, ovvero sia l'evento sia del nostro centenario, che è la locandina in mezzo, il centenario della sezione di Trieste, mentre gli altri sono proprio gli eventi riferiti alla staffetta alpina, quella che arriverà il 2 giugno a Trieste, che è partita in questi giorni da Ventimiglia. Noi ci stiamo attrezzando per ospitarli e sarà un evento straordinario. Tutta la Piazza Unità verrà allestita con una cittadella alpina, sarà presente con molta probabilità anche l'ormeggio della nave Alpino, pertanto nella città si respirerà aria alpina al 100% durante l'estate, durante il 2 luglio di quest'anno. Ecco, in mezzo ci sono alcuni eventi importanti del nostro centenario. Una cosa che siamo orgogliosi di presentare è sempre l'attività del nostro coro, che quest'anno, proprio per essere presente dappertutto, onora la cittadinanza con dei concerti itineranti con una certa cadenza e visitando le piazze principali della città. Allora, come promesso vado da Ciro De Angelis. Senta, che cosa significa portare quella divisa? Ma orgoglio, primo modo orgoglio, la possibilità di rendersi utile al prossimo, tradizione, valori, l'insieme di un senso civico e quant'altro che caratterizza anche noi alpini, tra l'altro. E vedete, siamo circondati dagli alpini, noi ci muoviamo di stanza in stanza e loro sono con noi. Noi dobbiamo anche dire che coro ci aspetta fra poco. Eccezionale, il coro Nino Baldi. Nino Baldi è stato uno dei nostri soci trainanti negli anni passati, è stato una delle prime voci che ha portato energia al nostro coro. Quando purtroppo è andato avanti e abbiamo voluto dedicargli proprio il nome del coro in suo ricordo, e il coro lo sta facendo con molta energia
e con molta passione. E io sono contento che probabilmente dopo ascolteremo anche qualche canta presentata da loro. Dobbiamo spiegare chi era l'uomo a cui è intestata la vostra sezione, intitolata. Fermala, faglielo fare lui che è meglio. Allora, dobbiamo spiegare a chi è intitolata questa sezione. Allora, la sezione di Trieste è intitolata a un personaggio eccezionale che ha dato un'energia pazzesca al nostro risorgimento italiano qui di Trieste. È stato un volontario giuliano, era il professor Guido Corsi, professore riconosciuto per le sue capacità intellettuali, che allo scoppio della guerra naturalmente è andato in Italia a fare il volontario, naturalmente essendo triestino era suddito austriaco. Appassionato di montagna, non ha avuto difficoltà a scalare anche la gerarchia, diciamo, di comando, è stato capitano del battaglione Feltre, del 7° Alpini, guadagnandosi diverse decorazioni, tra le quali una medaglia d'oro al valor militare, e questa medaglia d'oro è appunto il riconoscimento principale che noi portiamo nella sua memoria. A Trieste devo dire che non c'è soltanto la sede nostra intitolata a Guido Corsi, c'è una scuola, c'è una piazza, ci sono dei monumenti, c'è una strada, per cui è una figura a livello civico riconosciuta. Dall'altra parte, su quel fronte, ci sono ben 2 generali. Uno lo conosco perché è stato il mio comandante, che è quello più a destra. 2 generaloni, due personaggi che noi amiamo tantissimo qui nella nostra sede e che sono uno dei nostri valori aggiunti. Presentameli. Allora c'è il generale Mazzaroli, Silvio Mazzaroli, e il generale Bruno Petti, che hanno ricoperto degli importantissimi incarichi nell'ambito delle nostre forze armate e al comando delle truppe alpine. Allora io vado da questa parte e con grande piacere e con tanta emozione vado da Mazzaroli, che è venuto nei nostri studi a raccontare la sua brillante e frizzante carriera. Mazzaroli, per i ragazzi che ci stanno guardando adesso, prima il sindaco di Piazza ha detto magari tornasse il servizio di leva. Ma effettivamente credo che il servizio di leva oggi manca al nostro paese, perché indubbiamente durante quei 10 o 12 mesi che i ragazzi facevano con noi imparavano dei valori che sono fondamentali per la vita civile. Oggi sentiamo la mancanza di tutto questo. Purtroppo la leva è stata sospesa e diciamo che noi alpini, che avevamo un reclutamento regionale, siamo stati forse tra i più penalizzati da questa sospensione. Oggigiorno la gran massa dei volontari che prestano servizio nelle truppe alpine provengono dal centro-sud e devo dire, lo riconosco con molto piacere, sono ragazzi che veramente hanno saputo integrarsi nel nostro ambiente, anche perché i quadri ufficiali e sottufficiali, i più anziani, sono ancora in grado di trasmettere quello che noi chiamiamo con un'unica parola alpinità. Senta, si vedono le conseguenze fra chi ha fatto il servizio di leva e chi no? Ma penso che, non devo essere io a dirlo, ma penso che sia piuttosto evidente tra chi l'ha fatto e chi non l'ha fatto. E quello che fa piacere a uno come me, che ci ha dedicato 40 anni, è il fatto che i ragazzi, prima di venire sotto la naja, erano prevenuti, lo vedevano come un periodo della loro vita sprecato, dove avrebbero imparato disvalori piuttosto che valori, e tutto questo nel giro di 12 mesi, nella maggior parte dei giovani, si ribalta.
e quando se ne vanno sono ben fieri di aver fatto il servizio militare e poi a distanza d'anni ricordano la Naia con nostalgia, anche perché, come diciamo noi, la Naia non è affatto sinonimo di noia. Senta, mi presenta lei questo signore? Allora, adesso passo la parola all'amico e collega Bruno Petti, triestino pure lui, con il quale abbiamo incrociato diverse volte la nostra vita, sia a livello di Stato Maggiore dell'Esercito, sia poi comandando entrambi la Scuola Militare Alpina d'Aosta, che è la fucina di noi alpini. Generale Petti, quando entra in questa sede le aumenta il battito cardiaco? Sicuramente sì. Questa è una sezione che io amo particolarmente, la mia sezione, la sezione nella quale era iscritto mio padre e la sezione che io ho ritrovato dopo 45 anni di peregrinaggi in varie situazioni, in vari posti, in vari incarichi in Italia. Dopo un periodo abbastanza lungo passato proprio per amore per la mia regione, per amore per le mie montagne, nella zona della Carnia, della Val Canale, nel periodo della guerra fredda, che è stato il periodo, diciamo, che mi ha più forgiato dal punto di vista sia militare che umano. Senta, il comando che l'ha entusiasmata di più e che oggi magari parlando, dialogando con Mazzaroli e con altri alpini la emozione la travolge positivamente ancora? Il comando alpino è stato il battaglione alpini Cividale a Chiusaforte, che ho comandato per 2 anni dall'88 al 90 e del quale ho un ricordo meraviglioso, perché è stata veramente una circostanza nella quale io ho messo in pratica tutte le cose che sapevo. Ho avuto con me uno staff, un gruppo di ufficiali e di sottufficiali veramente impagabili come professionalità, dedizione, capacità e dei soldati incredibilmente meravigliosi. Erano gli ultimi della leva di cui parlavamo prima, della leva veramente la leva che contava, dei ragazzoni fantastici che hanno sposato le mie idee, le idee dei loro ufficiali, dei loro sottufficiali e hanno prestato servizio in una maniera veramente incommiabile. Senta, lei dava ordini, ma aveva anche capacità educativa? Certamente sì. Io parlavo molto con i miei uomini, sia a tu per tu che soprattutto ai reparti riuniti. Almeno una volta al mese facevamo un gran rapporto e io gli raccontavo tutte le cose che c'erano da fare e facevo il commento delle cose che erano state fatte, loro capivano cosa c'era da fare, cosa rimaneva da fare, cosa era stato fatto bene, cosa era stato fatto male e da quello traevano la forza per continuare a rendere come hanno reso in maniera veramente eccezionale. Senta, siamo in una sede storica, quanti grazie ha ricevuto dai, dobbiamo definirli così, sottoposti, ma io li definirei collaboratori? Ma grazie proprio no. La cosa più bella che mi sono sentito dire abbastanza frequentemente, comandante, quanto ci siamo divertiti. E ha sofferto? Chi? Lei? Per che cosa? Per la lontananza da casa? No, assolutamente mai. Assolutamente mai. Sono diventato zingaro a 20-21 anni e lo sono rimasto finora, insomma. Allora, io vado. Allora, vieni da questa parte perché sennò non si sente. Vieni di qua che sennò non si sente. Quindi chiudiamo questa parte. Possiamo farlo dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità, sì, promesso. Volevo legare 2 cose che dopo. Sono qui. Lo facciamo dopo la pubblicità e a tra poco. Terza parte dello scrigno, rimanete qui perché gli aneddoti si sprecano, ne abbiamo raccolti tanti da questi 2 signori generali, ma il buon presidente della sezione di Trieste ha qualcosa che li collega. Certamente, allora noi qui abbiamo raccolto alcuni cimeli che rappresentano un po' la storia dei nostri 2 generali. Qui ad esempio abbiamo una bellissima vetrina con l'uniforme che il generale Mazzaroli aveva quando ha comandato la missione Albatros in Mozambico ed è uno dei suoi comandi prestigiosi. Mentre qui più avanti troviamo una cosa molto significativa.
Questa è l'uniforme del padre del generale Petti, medaglia d'argento al valor militare nella campagna di Russia. Quindi, E che noi conserviamo con molta cura e ringraziando dell'affidamento di questi cimeli. Però dei due generali vorrei dire ancora una cosa. Loro hanno in mano 2 libri. Nella loro vita recente hanno prodotto qualcosa che resterà a loro futura memoria. Il generale Mazzaroli, Una vita col cappello alpino, che ha già ricevuto ben 3 riconoscimenti, e recentemente Trincee di ghiaccio, che è stato curato dal generale Bruno Petti. Trincee di ghiaccio che tratta la storia del battaglione Val Cismon nella campagna di Russia. ecco, io vado dal generale Petti un attimo e chiedo che eredità ha lasciato suo padre dal punto di vista esperienziale. Ma non tanto dal punto esperienziale, quanto dal punto di vista della formazione del carattere. Mio padre è rientrato dalla Russia fortemente mutilato, era un grande mutilato, cieco di guerra, e mi ha insegnato a cercare di essere normale, nonostante le sue menomazioni, e di essere una persona il più possibile accessibile agli altri. Questo mi ha inculcato dei buoni sentimenti, degli ottimi sentimenti, soprattutto l'amore di patria, l'amore per le cose giuste, le cose fatte bene, le cose fatte fino in fondo, come lui ha fatto d'altra parte. Dopo essere rientrato dalla Russia, quanto ha goduto della presenza del papà? Ma, mio padre era una persona del tutto particolare, perché proprio per le sue menomazioni era privo di una gamba, privo della vista, non è che conducesse una vita particolarmente attiva o particolarmente stava a casa, si curava noi figli, rappresentava per quello che poteva, ripeto, cercando di essere del tutto normale, la sua realtà di combattente, di soldato, di italiano, e io ho cercato di imparare da lui, insomma, non so quanto ci sia arrivato, però ho cercato di fare il mio meglio. Modesto il generale. Noi adesso andiamo da questa parte perché c'è un coro che ci aspetta e poi io vorrei scambiare 2 parole anche con questi signori. Mi precede la nostra Chiara Miscoria e vedete che in queste stanze ci sono tracce del passato, le rassegne stampa, del lavoro effettuato da questa sezione. Ci sono delle preghiere e questa è la stanza dove appunto ci aspettano gli amici del coro. Presentami tu il coro, che coro è? Allora, io ve li mostro la presentazione, però la farà il capocoro e il maestro Bruno De Caro. Pertanto la presentazione del coro la lascio con onore a Franz, che è il nostro responsabile delegato a seguire il coro, e poi dall'altra parte c'è il maestro. Allora, andiamo dal coro sezionale. Allora, capocoro Franz, allora presentami tu i ragazzi che stanno per esibirsi. No, sono tutti bravi ragazzi, non faccio differenza tra uno e l'altro, il nome conta poco, siamo tutti belli, tutti bravi, tutti col cappello, con la penna, per cui orgogliosi di averlo. Che cosa ci fate sentire? Ma per cominciare, ci avete aperto le porte telematiche, di informatiche, quindi aprite le porte.
Grazie, grazie al coro. Maestro, allora, quant'è che dirige questi ragazzi? Io personalmente sono con loro da ben 11 anni, ormai si compieranno 11 anni adesso a settembre. Una grande famiglia. È una grande famiglia, un grande gruppo di amici. Io ho avuto modo a livello umano, ma anche musicale, in un certo senso, veramente di imparare tanto da loro. Mi auguro che anche loro abbiano... No, adesso a parte le battutacce, anche loro hanno avuto, mi dicono, hanno avuto modo di imparare qualcosa da me. C'è stato uno scambio musicale umano molto molto importante per tutti. Ecco, vi trovate, questa è la vostra sala prove? Sì, questa è proprio la nostra sala prove. Il coro si siede attorno a questi tavoli, io sto lì in centro e qui noi 2 volte a settimana ci troviamo per provare regolarmente 2 ore a volta, quindi insomma, fra l'altro l'amicizia si consolida anche con il tanto tempo che si passa assieme, appunto provando e scherzando, quindi il coro è una realtà particolare anche per questo, c'è tanto tempo da passare insieme facendo musica. Senta, se le dico Rimini? Rimini, io purtroppo noi non avevamo potuto essere presenti a cantare quest'anno, diversi coristi non potevano e quindi il coro non si è presentato. Però se non sbaglio il prossimo anno non sarà Udine, giusto? Possiamo fare un'altra domanda? Se mi dice Udine sicuramente saranno tutti molto molto liberi. Ecco, senta, i campanili piano piano li stiamo abbattendo. E una cosa bella che ha detto il Presidente Soravito, non è la sfilata di Udine ma è la sfilata del Friuli Venezia Giulia. Di fatto è una mano, si allunga sino a Trieste, sino a Pordenone, sino a Gorizia. Sì. Questo è una cosa particolarmente importante, particolarmente sentita anche da parte nostra. È il momento di togliere i campanili. La regione è grande ma è anche piccola. L'idea che ci sia una complementarietà tra tutte le province della nostra bella regione è una cosa che ci nobilita. Maestro, noi adesso andiamo in pubblicità, ci fermiamo e poi ripartiamo con voi con un altro brano e poi mi siederò al tavolo, visto che qualche mano gentile mi ha portato da bere, quindi spiegheremo anche qual è l'attività all'interno di questa sede, che di fatto è un palazzo, no? A due passi dal mare. Quarta parte dello Scrigno, siamo nella sala prove del coro sezionale diretto dal maestro Bruno De Caro. Ci fate sentire? L'Armata Alpina. Che brano è? Presentamelo, guarda, proprio in 2 parole. L'Armata Alpina è scritta e composta parole e musica dal maestro Barabani, autore più che contemporaneo. Io ho avuto il piacere di fare una trascrizione apposta per il mio coro e ci auguriamo che rientri nel repertorio anche magari di altri cori alpini. Si parla appunto della Tridentina. Avanti Tridentina, avanti, avanti.
Grazie. Prego, prego. Senta, buonasera. Buonasera. Mi può spiegare un po' come si passano le serate in questa mitica sede? Beh, qui ovviamente è un po' un punto conviviale, fatto proprio per l'aggregazione di tutti i soci. Adesso ci sono anche gli amici degli alpini e quindi siano benvenuti, dato che la leva purtroppo, come detto, non c'è più. Si passa in allegria, si cerca di essere più possibile adesi, in attesa eventualmente anche di qualche evento che possa capitare e unirci ancora di più. Vedi, per esempio, io faccio parte della protezione civile e quindi logicamente, essendo anche responsabile sanitario, se ci fosse qualche bisogno eccetera, oltre all'autoprotezione delle nostre squadre che ovviamente partecipano eventualmente a qualche calamità, noi aiutiamo anche i sanitari locali in corso di terremoti, alluvioni eccetera, come è già successo effettivamente in tutti questi anni, anche perché io ho fatto il battesimo proprio durante il terremoto del Friuli. Ero proprio militare durante quel periodo del Friuli. Quella sera dove si trovava? Io quella sera ero alla caserma, ero a Basigliano, che allora era la caserma officina della Giulia, e quando eravamo in una trattoria di Basigliano, quando ha cominciato ovviamente a tremare la terra e tutto il resto, e nel giro di poche ore ci hanno catapultato a Gemona. Mi può raccontare, sono passati più di 40 anni, la prima immagine? La prima immagine era un disastro, polvere, grida, lamenti, imprecazioni miste a aiuti, sì, gente che cercava aiuto ovviamente. Era un'impressione naturalmente disumana e un'impressione terribile, ovviamente. Feriti più gravi cercavamo di avviarli negli ospedali più vicini, ancora funzionanti, e gli altri ovviamente con quello che avevano tirato fuori dai magazzini militari si cercava appunto di allestire in infermeria un quasi ospedale da campo per alleviare le sofferenze di queste persone. Quante mani sollevate ha visto e quante mani ha cercato di prendere? Allora, purtroppo la caserma Goi, come si sa, di Gemona era crollato soprattutto il capannone centrale e c'erano rimasti sotto 20 ragazzi. E i feriti ovviamente man mano che chiedevano aiuto eccetera, si cercavano ovviamente soprattutto di non far danni, perché con macerie, polvere, tutto quello che poi faceva un caldo terribile, quindi anche questo sicuramente non aiutava, però centinaia di richieste di aiuto e di soccorso in quel momento. Allora, questo è uno dei tanti racconti, vedete, il terremoto, il sisma in Friuli, passato tantissimo tempo, ma i ricordi sono ancora belli, belli nitidi, non sono sicuramente ricordi belli. Maestro, andiamo con? Da Udin siamo partiti, mi sembra proprio il caso. Prego. Da Udin siamo partiti, da Bari siamo passati, Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa con gli altri a far l'amor. La Grecia terminata, a Udin siamo tornati,
partiremo ancora, con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a fare l'amor, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a fare della torre, l'alpino è sempre quel, motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a far dell'amor, l'alpino è sempre Allora io direi di chiudere questa parte ancora con un brano e poi andremo con la quinta parte, Chiara, se non mi sbaglio, perché devo andare da Fabio Ortolani, che è il presidente, l'ex presidente, quindi voglio scambiare anche due parole anche con lui. Ortolani, sei d'accordo? Ma sì, sì. Dai, puoi stare seduto lì, eccolo lì. Esegue gli ordini, quindi adesso andiamo con... Figli di nessuno. Andiamo con Figli di nessuno e questa parte si chiude col coro sezionale di Ana di Trieste. figli di nessuno, fra le rocce noi viviamo, ci disprezza ognuno, perché laceri noi siamo, ma se c'è uno che ci sappia comandare, siamo nati chissà quando, chissà dove, allevati dalla pura carità, senza padre, senza madre, senza nome, e senza noi viviamo in libertà, figli di nessuno, fra le rocce noi viviamo. Ci disprezza ognuno, perché laceri noi siamo, ma se c'è uno che ci sappia comandare, domina, figli di nessuno, anche a digiuno sappiamo marciare. Quinta parte dello scrigno e guardate fra i tanti slogan, fra i tanti quadri, immagini che ci sono qui nella sede ANA degli Alpini di Trieste, ce n'è uno che mi è stato fatto notare: sono diventato alpino, che è il miglior titolo della mia vita, Renato Timeus. È un po' generale quello che ha voluto raccontarci qualche minuto fa, spiegando gli insegnamenti di suo padre. Sì, Renato Timeus lo ricordo molto anziano, come presidente della sezione di Trieste. Lui era fratello di una medaglia d'oro caduta
sul Pal Piccolo, Pal Grande, Fai Cofal. Ed era l'anima della sezione, piccolino, rubizzo, simpaticissimo, che ha lasciato tanto di entusiasmo e spirito di appartenenza alla sezione. Ecco, lo sta inquadrando in questo momento la nostra Chiara. E poi, generale, lei mi ha sollecitato a guardare quella... Noi triestini amiamo fare i viz, ricordare i viz come barzellette, cose simpatiche. Allora, visto che di questi tempi si è parlato degli alpini come molestatori, volevo far vedere che la tradizione alpina della molestia è antica, risale almeno alla Prima Guerra Mondiale. In questo disegno di Beppo Novello, del vignettista con Paul Forattini dell'epoca degli anni 30, si vede che gli alpini, insomma, sempre hanno riservato le loro attenzioni alle donne avvenenti o meno avvenenti che fossero. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. Niente di nuovo sotto il sole. Io adesso vado, perché così poi salutiamo il coro diretto dal nostro maestro. Adesso noi chiudiamo con l'inno degli alpini. L'inno degli alpini 33. E poi andremo a sentire il nostro Ortolani. Grazie di cuore per la vostra presenza. Allora, io adesso vorrei andare, vediamo dove è andato il buon, è mimetizzato il buon Ortolani. Io vado da questa... Gli alpini non hanno paura. Gli alpini non hanno paura. Che mandato è stato il tuo? Che mandati? Che Io ho avuto il grande privilegio e l'onore di guidare la sezione dopo il nostro presidente Chiappolino, che era stato il presidente della Dunata del 2004. Sono stati 9 anni veramente esaltanti, perché ho avuto la fortuna di trovare un consiglio direttivo eccezionale, dei ragazzi giovani che oggi stasera non ci sono perché lavorano tutti, ma che avevano formato un gruppo meraviglioso. Abbiamo fatto tante bellissime iniziative assieme, io ho dato ma ho tanto ricevuto, ma soprattutto mi sono calato nella parte del presidente della sezione, perché il presidente della sezione degli alpini, voi di Trieste, voi di Udine, di qualsiasi parte, è un'autorità, non perché è lui, ma perché rappresenta gli alpini di quella città. E quindi anche tutti i miei rapporti con le autorità sono sempre stati improntati a questo. Gli alpini danno di più di quello che ricevono, e quindi noi non andiamo a chiedere dei favori alle nostre autorità, ma andiamo a offrire i nostri servizi. È un'esperienza che mi ha lasciato veramente soddisfatto. Ho dovuto abbandonare perché ormai l'età incalzava ed era il momento giusto per lasciare. Quando tutti ti vogliono bene è il momento di andare via.
e soprattutto avevo avuto la grande soddisfazione di lasciare il mio zaino di presidente a un carissimo amico, Igi Gerini, che voglio ricordare oggi e che purtroppo prematuramente è andato avanti. Con lui avevamo avuto un rapporto eccezionale di collaborazione e di amicizia, lui era stato anche responsabile della protezione civile prima di Ciro De Angelis che avete conosciuto, quindi è stato un periodo che mi ha lasciato e mi ha dato tanto. Ecco, in vista di quello che succederà a Udine il prossimo anno, i consigli sono sempre graditi, sicuramente ci saranno molti del comitato organizzatore che ci guardano in questo momento da casa. Che consigli ti senti di dare? I tempi sono cambiati, Udine la Dunata l'ha vista nel 96, quindi nel 90 a Trieste 2004. nel 2004. Quindi che consigli possiamo dare? Beh, i consigli agli organizzatori non si danno, perché io li conosco personalmente, tutti i presidenti delle sezioni del Friuli Venezia Giulia, e anche un particolare amicizia con il vostro presidente di Udine, il tuo presidente di Udine, col quale ho condiviso tanti anni anche a livello di Consiglio nazionale, nel senso partecipazione alle riunioni di Milano e nelle altre città. Quindi consigli al presidente di Udine non ne do. Voglio dare dei consigli a chi parteciperà alla Dunata. Dopo i fatti di Rimini è bene ricordarsi che l'Associazione Nazionale Alpini ha emanato da sempre un decalogo della Dunata. Il decalogo della Dunata prevede che tutti devono essere assolutamente irreprensibili, perché quando uno sfila col cappello in testa, il cappello d'alpino, deve difendere una categoria, dei principi e dei comportamenti. Tutto questo è quello che io mi sento di dire a quelli che vorranno partecipare alla Dunata di Udine. Voglio dire anche un'altra cosa. Le donne di Udine, le donne del Friuli Venezia Giulia sono tutte donne che hanno avuto un parente negli Alpini, perché c'è poco da fare. O sono figlie, o sono nipoti, o sono mogli di Alpini. E io sono sicuro che in quell'occasione le donne degli Alpini di Udine e del Friuli Venezia Giulia apprezzeranno anche un complimento da parte di uno che glielo fa con il cappello in testa con la penna nera. Grazie Ortolani. Allora, noi chiudiamo questa parte e vorrei presentarveli uno a uno, nome e cognome, visto che li abbiamo sentiti e quindi in questi 3 minutini li usiamo proprio per presentare i ragazzi del coro. Franz Klammert. Il ruolo è capocoro. Capocoro. Cosa fa il capocoro? Ma è responsabilità, diciamo, amministrativa, organizzativa. Pietro Anelli. Dove ha fatto l'alpino? In Friuli. Ha fatto in Socio aggregato. È un socio aggregato. Qual è il problema? È un socio aggregato. Io non le preparo queste cose, quindi siamo spontanei e veri. Lei invece... Roberto Ferretti. Le posso lei dove ha provato quel cappello alpino per tot tempo? Questo è un cappello di famiglia che io porto con grande onore. Di chi era? Di mio cugino. Che si chiamava o si chiama? Si chiama Giorgio De Michelis. Buonasera. Buonasera, Mieri Giovanni. E lei invece? Uguale. Aggregato? Aggregato. Quanto vuole bene agli alpini? Tantissimo. Sono la mia seconda famiglia. Ernesto De Piero. E lei invece l'ha fatto? Alpino è 60-61. Dove? Ho fatto Bassano, Tolmezzo, Artegna, Gemona e Tarcento. Sergio De Carli, aggregato. Roberti Gianfranco, taurinense, Borgo San Dalmasso, Boves, 75-76. Dura? No, anzi piacevole. Avrei fatto la naia tutta la vita, ma avevo un papà che mi diceva no, ho già fatto io tanti mesi di militare, non falli anche tu. E purtroppo siamo qui a ricordare. Luigi Desco. E lei invece? Ha fatto l'alpino? No, ho fatto autiere. Io portavo a spasso gli alpini. Io dei trasporti. Giuliano Grio. Lei è il più alto? Sì, io sono un paracadutista, sono aggregato anch'io all'Associazione Nazionale Alpini di Trieste. Ennio Guerrato, aggregato. Ma senta, perché si fa gli aggregati? Perché ha scelto di fare? Quanto vuole bene a questa Parte di questa famiglia è un grandissimo onore, è un piacere, ci si trova veramente tra amici e si fa musica. Claudio Michelazzi, io ho fatto l'alpino. Dove? A Osta, alla scuola militare alpina, e dopo a Paluzza, Ugovizza, quindi sono dalle vostre parti.
Io sono Roberto De Cesco, sono anch'io aggregato, amo il canto e la musica, ecco perché sono qui. Pier Silvio Berlusconi. Buonasera. Chiamato Teo. Teo? Sì, aggregato. Ma lei sa imitare il Cavaliere? Anche. Provi. Mi consenta, per cortesia, va bene? Sì, sì, mi fermo. È contento che ha vinto il Monza? Sì, come una Pasqua. No, ma mi risponda come risponderebbe Silvio. Sono dei bravi ragazzi, Grazie Pier Silvio, ma il suo nome vero qual è? Teo. Teo. Giorgio Coglia, 22 anni che vengo qui 2 volte per settimana a cantare in questo coro. Salve maestro, lei è quello di prima, no? Io sono quello di prima, io ho frequentato il conservatorio alpino, se posso presentare, una stupidaggine. No, io sono appunto, in veste di musicista, signori. Allora, la Miss Coria mi ha detto chiudi, quindi io chiudo la quinta parte e noi adesso ci salutiamo con la sesta parte, andiamo in una stanza, vi voglio mostrare Trieste. Robe dell'altro mondo, a tra poco. Eccoci con l'ultima parte, lo facciamo in esterna, questo è Corso Cavour, siamo a Trieste, siamo al terzo piano della sede degli Alpini, sono con il signor Bonifacio che di fatto è il padre di tante escursioni in montagna. Quante ne ha organizzate? Centinaia, però un titolo a cui porto con onore è che sono stato istruttore al Corso Roccia, dell'8° Corso Roccia della Brigata Giulia a Rifugio De Gasperi in Val Pesarina nel 1962 ed ero l'unico istruttore senza gradi e nel mio gruppo c'era un ufficiale e un sottufficiale che prendevano gli ordini da un semplice alpino. Evidentemente valeva. Ma quella volta sì, perché sono entrato per meriti alpinistici, ecco. Ecco, Bonifacio, guardi solo in camera. Ecco, le dico, il suo rapporto con la montagna? Allora, nel 1989 abbiamo fondato il GAR, che sarebbe il gruppo alpinistico Ruspanti, e abbiamo cercato di frequentare la montagna come la frequentavamo da alpini. Il primo portava avanti il gruppo e l'ultimo chiudeva, non rimanevamo mai distaccati. E abbiamo fatto tutte le salite in montagna, dalle ferrate più facili e più difficili, sia alpinismo, qualsiasi tipo di alpinismo, siamo arrivati a 3700 metri. Insomma abbiamo fatto un po' quello che gli alpini ci facevano fare sotto il servizio militare. E adesso che cosa fa? Va ancora in montagna? Vado ancora in montagna, un po' meno perché la schiena non tiene più come una volta, perché ormai ho anche 82 anni, però frequento sempre la montagna perché la montagna è vita. Gli alpini sono vita e noi siamo la vita. E allora, mentre Bonifacio parla, guardate il nostro tricolore come sventola, non c'è la Bora oggi a Trieste, però è qui a fare da scenografia, da sfondo ai nostri dialoghi. Io vengo da lei che invece si chiama? Enrico Bradaschia e sono il direttore del giornale nostro sezionale. Che esce ogni quanto? Ogni trimestrale, ogni 3 mesi. Ecco, che cosa si racconta con questo? Questo è il numero del centenario che ha iniziato adesso. L'inaugurazione della sezione è avvenuta nel 22, gennaio del 22 e quindi questo è il numero, il primo numero di quest'anno. Ci saranno altri e in ogni numero approfondiremo la storia della sezione nostra, perché festeggiare il centenario significa dar valore alla storia. Noi abbiamo avuto dei presidenti di grande prestigio. Il primo presidente è stato Alberto Zanutti, che era anche un socio fondatore della sezione ANA, non della sezione, dell'Associazione Nazionale a Milano. E poi anche gli altri abbiamo avuto dei presidenti di grande valore, di grande spessore, compreso anche oggi.
arriva fino ad oggi. Quindi i giornali di quest'anno daranno molto spazio a queste figure storiche e attualmente anche alle figure. Infatti avete visto, avete intervistato anche, oltre all'attuale direttivo, abbiamo anche 2 generali noi qua. Quindi questo perché la sezione ha contribuito molto, anche a livello nazionale ci viene riconosciuto, di mantenere vivi i valori della patria a livello nazionale. Grazie Bradaschia, e vedete là sotto c'è la Sala Tripkovic, un po' più in là il Porto Vecchio, dei veri monumenti di architettura industriale che sono lì in bella vista, veramente a 2 passi dal Golfo di Trieste, che è per bellezza è inimitabile. E poi di là la stazione, quindi la parte terminale di chi utilizza il treno per raggiungere il capoluogo regionale. Vieni un attimo, c'è un'aggiunta forse. Allora, questo era il mio gruppo, questo sono io. Allora lo mostriamo, tanto la nostra Chiara sta effettuando le ultime riprese, il tempo di girarsi di qualche grado, così noi mostriamo questa immagine. Grazie. Dicevamo? Questo in alto a sinistra sono io, questo è il tenente Cernoia e questo è il sottufficiale Bertinotti. E anche Bertinotti è stato comandante delle truppe alpine. No, quello. No. È un caso di omonimia. Sì, questo era un sergente, era della Spezia, mentre questo era Trentino, il tenente. E quello che io voglio sempre far vedere che ero senza un grado. E quando partivo col mio gruppo, tutti erano i miei ordini. Comandavi lo stesso? Sì, ma erano tutti contenti. Erano contenti perché tutti gli ufficiali li hanno scartati perché erano un po' così. E con me sono diventati perfetti. Allora, aspetta che mostriamo meglio alla nostra camera retta dalla nostra Miscoria questa immagine con questi 9 alpini. 8° corso Roccia, Brigata Alpina Giulia, Rifugio Fratelli De Gasperi, metri 1767 in Val Pesarina. Quindi questa è una testimonianza fotografica di quel tempo. Correva l'anno? 1962, settembre. Grazie. Prego, volentieri, grazie. Allora, andiamo dal vicepresidente, vieni ancora 2 secondi e vediamo se c'è anche il presidente, così chiudiamo su questo terrazzo che guarda orgogliosamente sulla bella Trieste. Che attività avrete quest'estate e poi per arrivare insomma al clou? Beh, allora quest'estate faremo delle cose che si possono fare penso solo a Trieste, ovvero in occasione della Barcolana e di tutte le regate che si faranno soprattutto nella seconda parte dell'estate, organizzeremo il trofeo Alpine de Mar. Alpine de Mar perché fra tanti Trieste è tanto città di montagna quanto di mare e quindi tanti alpini che usano e vanno in barca daremo un premio, un riconoscimento a chi si piazza meglio. In occasione della Barcolana stiamo progettando di fare delle attività e vorremmo avere, se possibile, 150 armatori alpini per ricordare i 150 anni delle truppe alpine. A gennaio faremo una mostra al palazzo qui vicino dove raccontiamo la storia degli alpini a Trieste, il nostro coro continua a esibirsi e in occasione della corsa della Bora e della gara Gran Fondo dell'Anaro facciamo delle gare sportive di corse di mountain bike. Il vostro rapporto con le nuove generazioni? Il nostro rapporto con le nuove generazioni è buono, lo dimostrano soprattutto i campi alpini, lo dimostrano i ragazzi delle scuole. Noi facevamo delle attività, delle gare di orienteering, i bambini e ragazzi delle elementari e medie erano felici di partecipare a queste gare. Il Covid ha tagliato tanto, è difficile rimettere in moto una macchina ma lo stiamo vedendo.
Noi trasmettiamo in un mondo come oggi, dove si può comprare tutto, anche senza andare al negozio, perché i negozi virtuali, l'e-commerce ci porta tutto. Noi siamo in grado di dare qualcosa che non si può comprare, che sono i valori. E i ragazzi, le generazioni più giovani ne capiscono l'importanza e ci seguono da vicino. Grazie allora al vicepresidente. Io vorrei entrare nella sede proprio per augurarci una buona notte e ringraziarvi per la vostra cortese attenzione. Vedete che questo è un luogo dove ci sono tracce del passato, tante le immagini. Presidente, dobbiamo salutarci, abbiamo 1 minuto e mezzo. Quindi ti chiamo Presidente, magari ti porterà fortuna, vieni Vicepresidente. Quindi ci siamo salutati col Presidente sul terrazzo, col Vice ci salutiamo qui in una delle tante sale. Ma abbiamo presentato i nostri rocciatori. Fatto sul terrazzo. Tutto, che ci tenevo tantissimo. La protezione civile ha avuto il suo spazio doveroso. Tutti. Perfetto. E io non posso altro che ringraziarti e ringraziare tutti i vostri telespettatori, nostri telespettatori, siamo tutti nella stessa regione, per l'attenzione e per quello che ci state dando, tanta simpatia agli alpini, anche agli alpini di Trieste. Grazie. Bevi l'acqua, c'è molta attività dal punto di vista culturale da parte della sezione. Sì, noi abbiamo fondato in occasione della donata del 2004 il Circolo Culturale, proprio perché ci serviva qualcosa che organizzasse tutta la parte culturale nostra, a cominciare dal periodo della donata ma poi anche avanti. Di questo circolo culturale fanno parte il coro, fanno parte alcune altre sezioni come non so, abbiamo parlato di donatori di sangue che abbiamo. Il circolo culturale ha supportato, ha coordinato tutte le mostre che abbiamo fatto, a cominciare da quella con le fotografie su Monelli che abbiamo fatto grazie anche all'apporto di un nostro socio, Jelen, che è uno storico appassionato e che ricerca tutte queste cose. E abbiamo fatto recentemente, prima del Covid, una mostra al Palazzo delle Poste che è riuscita molto bene e adesso ci saranno anche altre manifestazioni. Il circolo culturale è quello poi che seguiva, organizzava, dava il suo apporto a tutti i concerti che facevamo a Rossetti in occasione di Natale, che era una fatica abbastanza ma anche abbastanza pagante, insomma. Grazie. Quindi siamo soddisfatti di questo caso, adesso vediamo di tenerlo avanti, anche perché è necessario. Insomma. Generale, vieni un attimo. Dal momento che mi hai detto che sono stato il tuo comandante, volevo farti l'omaggio del mio libro a Daniele per inverdire i suoi ricordi di Naia con simpatia, generale Mazzaroli. Grazie generale, guarda, mostro prima il libro e lo metto qui e quindi lo custodirò nella mia biblioteca, ti stringo la mano e grazie per la tua e grazie per avermi formato, perché hai concorso anche tu alla mia educazione, quindi grazie al generale Mazzaroli e a tutti gli alpini che ci hanno circondato questa sera con tanto affetto e tanti ricordi. Dalla sede ANA di Trieste è veramente tutto, io vi auguro la buonanotte, saluto la mia compagna di viaggio dal punto di vista tecnico Chiara Miscoria, buonanotte, arrivederci.